Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme crema di limoncello. Tutti noi conosciamo il liquore di limoncello, però ancora più golosa secondo me è la crema limoncello. È una crema vellutata e morbida che si fa con le scorze del limone, ma con l'aggiunta del latte e della panna. Si può assaporare per esempio per fine pasto, accompagna benissimo per esempio un dessert e possiamo anche prepararlo e portarlo in dono a qualche amico oppure insomma a una persona cara. Ora vediamo quali sono gli ingredienti. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 8 limoni biologici, 800 g di zucchero semolato, 500 g di latte intero, 500 g di panna fresca, 2 cucchiaini di estratto di vaniglia e 500 g di alcol 95 gradi. Preparare la nostra crema di limoncello è veramente semplicissimo. Allora, io qui ho 8 limoni biologici, significa che non sono stati trattati. Ho la fortuna di avere un piccolo giardino dove ho la mia pianta di limone, quindi lì al mio limone non do nessun tipo di medicinale. Allora, quindi ho lavato e asciugato i limoni e per prelevare la scorza ho questo attrezzino che è un pelapatate, molto, molto comune. Perché? Perché devo fare in questo modo e cercare di prelevare la scorza senza prelevare però la parte bianca, anche se comunque a noi riusciranno dei pezzettini irregolari, non succede assolutamente nulla. L'importante è appunto non prelevare la parte bianca che è amara. Quindi continuiamo con questo lavoro a pelare, diciamo, a togliere la scorza del limone e la raccogliamo in una ciotola per il momento. Allora, ho terminato quindi di togliere la scorza dai limoni. Ovviamente le scorze sono tutte diverse, non vi preoccupate se ci sono pezzi piccoli, pezzi grandi, perché tanto poi andranno a finire tutte dentro un barattolo ricoperte del nostro alcol. Allora, questa è la prima fase della nostra ricetta. Ora vi dico il motivo. Dunque, adesso dobbiamo prendere un barattolo che possa contenere le nostre scorze. Il mio è anche abbastanza grande. Io andrò a fare la tara, perché prima inserisco le scorze. E poi vado a inserire 500 g di alcol. Ok, quindi abbiamo ricoperto completamente le scorze. Io uso un barattolo ermetico perché così sono sicura che non evapora l'alcol. Chiudo. Ora lo vado a riporre nella mia dispensa per 10 giorni in modo tale che la scorza di limone rilasci tutti gli oli essenziali nell'alcol e creeremo così la nostra essenza. L'unica accortezza che bisogna avere in questi 10 giorni è andare ogni giorno oppure ogni 2 giorni e capovolgere in questo modo il contenitore. Ci vediamo fra 10 giorni. Sono trascorsi 10 giorni, ecco qui le nostre scorze hanno rilasciato tutti i loro oli essenziali. Vedete qui abbiamo ottenuto praticamente un'essenza di un bel colore giallo. Adesso comunque la mettiamo un attimo da parte e dobbiamo praticamente preparare il nostro sciroppo che diciamo lo prepariamo con, abbiamo detto, la panna. Quindi mezzo litro di panna, mezzo litro di latte,
800 g di zucchero e poi l'estratto di vaniglia che se non abbiamo in casa possiamo utilizzare anche una o due vanilline. Quindi mettiamo nella pentola, mettiamo la panna, poi mettiamo il latte, per avere un gusto un po' più corposo io metto il latte intero in questo caso, e poi mettiamo il nostro zucchero direttamente, così, e poi mettiamo un po' di estratto di vaniglia, magari un cucchiaino, la quantità di un cucchiaino, ecco. Allora, una volta fatta questa operazione andiamo sul fuoco. Allora, eccoci ai fornelli, adesso non ci resta che far sciogliere bene lo zucchero, portare a bollore per qualche minuto il nostro composto e poi lasciamo raffreddare e uniamo all'essenza che abbiamo ottenuto dalla macerazione delle scorze con l'alcol. Ecco qui il nostro composto ha raggiunto il bollore, lo lasciamo giusto qualche minuto e poi possiamo spegnerlo e lo facciamo completamente raffreddare, dopodiché uniremo anche l'essenza. Allora, il composto di latte, panna, zucchero e vaniglia si è raffreddato. A questo punto possiamo unire anche l'essenza che ha rilasciato, praticamente che si è creata dalla macerazione delle scorze di limone con l'alcol. Apriamo. Ha un profumo particolarmente intenso, buonissimo. Ok, quindi mettiamo il setaccio e coliamo quindi la nostra essenza direttamente qua. Ok, facciamo proprio colare tutta la nostra essenza. Una curiosità che stavo appunto notando è questa, che addirittura la scorza si è scolorita perché tutti gli oli essenziali sono andati a finire appunto nell'alcol e quindi nella nostra essenza. Ok, adesso mescoliamo per bene il composto. Adesso siamo pronti con le nostre bottiglie che ovviamente avremo già pulito, lavato, asciugato. Mi raccomando, questa operazione è sempre molto importante per quanto riguarda le bottiglie e i barattoli che utilizziamo. Ok, mettiamo l'imbuto, un altro setaccio e cominciamo a mettere appunto la nostra crema di limone dentro la bottiglia. Ecco qui ho terminato di travasare la mia crema di limoncello, sono venuti praticamente 2 litri di prodotto. Prima di consumarlo lasciamolo riposare nella dispensa per qualche giorno, così l'alcol si diciamo, stabilizza e il sapore è più gradevole. Vi faccio vedere qui qual è il nostro prodotto ottenuto. E direi che il colore è veramente fantastico,
il profumo lo è ancora di più. Io un piccolo assaggino lo devo fare perché insomma non vedo l'ora di assaggiarlo naturalmente. Spettacolare, davvero spettacolare. L'unica cosa, appunto, come dicevo prima, che fra qualche giorno sarà ancora più buono perché l'alcol sarà meno aggressivo e quindi si sentirà questa crema di limoncello gradevolissima. Poi se riuscite a farla di limoni biologici sarà ancora più buona. Quindi se vi è piaciuta questa ricetta fate un bel like e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale e non dimenticatevi di attivare anche la campanella di notifica così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social che sono Facebook, Instagram e Twitter e poi anche il mio sito, non dimenticatelo, mi raccomando, che è www.lericette di franci74.com. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!